Bentrovati. Ecco due fatti che possono trovare spazio solo in un paese alla deriva. Antonio Verro è un consigliere Rai voluto in quel ruolo da Berlusconi. Nell'agosto del 2010 invia al Caimano, quando era Presidente del Consiglio, una mail in cui afferma che sta cercando di bloccare 8 trasmissioni Rai che ritiene scomode per il pregiudicato di Arcore. Parlava di Anno Zero di Santoro, parla con me di Serena Dandini, Che tempo che fa di Fabio Fazio, In mezz'ora di Lucia Annunziata, Report di Milena Cabanelli, Ballarò di Giovanni Floris, Linea Notte del TG3, Globe di Enrico Bertolino. In questa mail Verro spiega che ha fatto vari tentativi per bloccare questi ma pensa che non ci sia più niente da fare perché tali programmi sono inseriti nel palinsesto che il direttore generale ha già presentato, per cui il Consiglio non può fare decisiva interdizione. L'unica cosa che può fare è boicottare queste trasmissioni mettendo paletti relativi a composizione del pubblico, strettoie organizzative e scelta degli ospiti politici e non tramite i direttori di rete. Insomma, Verro ha cercato spudoratamente di bloccare dei programmi di successo della Rai per compiacere Berlusconi quando era capo del governo e pure padrone di Mediaset, primo competitore del servizio pubblico televisivo. Per capirci, è come se un componente del consiglio di amministrazione della BMW scrivesse una lettera al proprietario della Mercedes nella quale spiega che cercherà in tutti i modi di sabotare le auto dell'industria bavarese che hanno maggior successo perché sono pericolose per gli interessi della Mercedes. Se la BMW scoprisse il fatto, sicuramente il traditore sarebbe immediatamente cacciato a calci nel sedere e gli chiederebbero pure i danni. Invece Antonio Verro non viene cacciato dal CDA della Rai, ma rimane tranquillamente consigliere e non ha nessunissima intenzione di dimettersi prima della naturale scadenza del suo mandato. L'altro fatto riguarda l'ex ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi. Lupi si è dimesso dopo che sono uscite delle intercettazioni nelle quali emergeva un verminaio in cui dei dirigenti del suo ministero gestivano allegramente alcune decine di miliardi pubblici come fossero cosa loro. Tra le intercettazioni ce n'erano alcune che riguardavano lo stesso ministro e suo figlio. Certo, fa specie sentire che un amico di famiglia che riceveva decine di incarichi milionari dal suo ministero regali un prezioso Rolex al figlio del ministro come premio per la sua laurea, oppure che i vestiti sartoriali del ministro e anche di suo figlio fossero pagati da altri ora in stato d'arresto. Ma a mio parere il vero problema che riguardava Lupi era che nel suo ministero spadroneggiava una fauna famelica che rubava senza nessun ritegno, per cui Lupi deve scegliere dove posizionare. Era un ministro incapace di gestire il ministero oppure era complice di quei banditi? Per questi motivi non aveva alternativa, doveva andarsene senza tante storie, altro che non sono indagato per cui non mi dimetto. Lupi, appena esploso lo scandalo, doveva lasciare il ministero senza fiatare e chiedere scusa, perché, e dobbiamo dirficacelo bene in testa, senza una nuova etica pubblica questo paese non si salva. Ci vediamo giovedì prossimo.